Ciao e benvenuti alla puntata numero 78 del podcast Child News. Puntata numero 78. Il podcast di oggi è la parte bambina che non t'aspetti. Ti consiglio di rimanere fino alla fine per non perdere i preziosi consigli finali e i nostri consigli di sopravvivenza ed evoluzione, quindi personale. Ringrazio già tutte le persone che ci ascoltano, che frequentano i nostri corsi online e dal vivo del Centro Studi Pranici, la palestra dell'anima. Grazie a questa grande community che è sempre di più in espansione. Come on ragazzi, siamo qua per un'altra super puntata, quindi legata questa volta alla parte bambina. Quindi naviganti dell'anima, siamo qui insieme per andare a scoprire questi lati interiori di noi che in realtà pilotano la nostra vita. E cos'è questa parte bambina che c'è in ognuno di noi? C'è in te e c'è in me, c'è in lei, e indipendentemente dalla tua età. Quindi non significa che dobbiamo essere dei poppanti con il ciuccio mentre ciucciamo il dito per avere la parte bambina, ma questa parte bambina c'è ed è lì che in qualche modo ogni tanto fa i capricci, quindi inizia un po' ogni tanto a fare un po' è stizzosa questa parte. Allora, la parte bambina esiste in noi, ma spesso ce ne dimentichiamo, questo è il problema. Il problema è che invece, come diceva Corrado, influisce, ci pilota, quindi anche quando meno ce l'aspettiamo, in realtà lei vive con noi, è una parte in parallelo che vive e cresce con noi, quindi a volte si nasconde perché è la parte adulta che domina, quindi la parte più razionale, più comunque matura, e quindi ce ne dimentichiamo, ma a volte quando magari ci relazioniamo con delle emozioni, questa parte bambina vuole mettere voce, vuole dar voce a quello che sente e vuole rivendicare la sua posizione. Quindi succede che magari facciamo degli errori, magari rispondiamo male a qualcuno oppure ci dimentichiamo di qualche cosa. Abbiamo questa parte bambina che ci fa un sabotaggio, quindi non si vede subito questa cosa, ma se analizzi, se ci pensi, ogni tanto viene fuori e ci comportiamo in modo diverso, quindi magari ci osserviamo e diciamo: ma cosa è successo? Perché mi succede questa cosa? Quindi in realtà io riesco a vederla in persone che cercano di tornare indietro, cercano dei ricordi, magari stavano meglio quando avevano 18 anni, 20 anni, e mi dicono che vorrebbero tornare indietro e non possono, non riescono, o comunque soffrono per questa cosa. E quindi parlando appunto nelle terapie, quindi mentre viene fuori comunque un problema nello sviluppare anche la parte adulta, perché poi anche questo, cioè la parte adulta si sente come ostacolata, tirata indietro, come un elastico che ci tiene legati a qualche cosa di più vecchio, e non riusciamo magari a studiare, non riusciamo a fare carriera, quindi rimaniamo come in un limbo. E allora torniamo indietro e cerchiamo di capire qual è questa parte che in realtà non ha avuto spazio, non ha avuto voce. Quindi magari a 18 anni questa ragazza che magari conosco mi dice: sai, io lì stavo benissimo, ho fatto la maturità, mi sentivo senza ansia, senza tristezza, senza niente, e mi piacerebbe sentirmi così anche adesso che ne ho 30 di anni. In realtà quindi c'è un rimpianto, no? Cioè vorrei risentirmi in quella maniera, ma in questa realtà dove sono adesso, quindi a 30 anni, non ci riesco, perché i miei 18 anni, i miei 19 anni li ho vissuti benissimo e questa cosa mi scompensa perché mi fa sentire appunto la differenza con quello che vivo adesso. Quindi come faccio a risolvere questa cosa? Noi consigliamo di pensare comunque che quella parte vive in te, esiste, non è sparita quella parte, ma che nella realtà dei 30 anni questa parte non può manifestarsi 24 ore su 24, ma che possiamo noi ricollegarci con quella parte e quindi dire: ok, so che ci sei, parte bambina, ma non ti riesco a dar voce in questo momento perché sto lavorando, sto di fronte ad una situazione che non me lo permette, ma ti prometto che sabato alle 5 io mi metterò in contatto con te. E di solito durante la terapia io faccio questo, quindi
do un appuntamento alla persona perché si riesca ad aprire e a ricordarsi questa parte e quindi a dar voce a questa parte. Perché dovremmo farlo? Perché altrimenti poi comunque esce fuori in un momento sbagliato in cui non ce ne rendiamo conto, quindi viene fuori una parte di noi magari anche arrabbiata o capricciosa, in cui poi nella realtà comunque facciamo dei danni, perché non è quello il momento e il luogo di dar voce a questa parte bambina, ecco, quindi riflettiamoci insieme. Quindi ecco, un argomento estremamente interessante, perché ecco, devi renderti conto che la tua parte bambina deve essere disciplinata. Quindi devi sempre pensare come se vicino a te c'è questo tuo lato, quindi come un bambino, prima l'ho chiamato questo bambino capriccioso, che comunque dobbiamo dargli delle istruzioni. Quindi il bambino capriccioso magari vuole fare le cose quando vuole lui, quando decide lui, vuole comprare quel giocattolo, quindi nel momento in cui a livello emotivo lo vede. Ecco, questa è la parte nostra emotiva che viene fuori anche personalmente anche in persone adulte, quindi che magari fanno acquisti sconsiderati, quindi al supermercato o anche acquisti più grossi, cose anche più gravi. E il nostro ruolo, quindi per persone quindi mature, è cercare di disciplinarli. La disciplina è esattamente come diceva Iara, cioè iniziare quindi a dare delle regole, ok, sì, lo so, ma adesso stai buono, quindi ti darò spazio in questo momento. Quindi razionalmente la nostra parte cerca di domare quel lato quindi nascosto che c'è in noi e che in realtà è un lato che, attenzione, cioè non è totalmente negativo, cioè tirare fuori in certe situazioni la parte bambina è una parte che comunque necessita di collaborazione, perché è la parte un po' legata al gioco, è la parte legata all'essere liberati da tutte le etichette, e questa parte fa anche bene. Quindi fa anche bene lasciarsi andare, quindi alle volte, quindi a questa parte, quindi ritornare a essere quel bambino che non aveva quelle preoccupazioni, non aveva un po' quelle regole. E questo va bene, perché questo c'è comunque una fonte di ispirazione anche magari che poi possiamo portare quindi nella parte adulta. Ma il problema è quando la dominanza nelle decisioni chiave viene presa da questa parte bambina, che magari diventa stizzosa, quindi all'interno della coppia, quindi inizia a puntare i piedi su delle cose magari shock e stupide che non hanno senso. Quindi quella è tutta la parte bambina che poi ti fa fare dei patatrac nella vita, quindi professionalmente parlando, ma anche quindi dal punto di vista quindi emotivo. Quindi l'obiettivo è disciplinarsi lentamente, quindi imparare quindi come prima fase nel riconoscere questi tuoi momenti. Questa è la cosa che devi fare, cioè ti voglio dare oggi proprio delle istruzioni ben chiare. La prima cosa, imparare a isolare e riconoscere quei momenti in cui quella parte bambina nella tua vita ha preso il sopravvento in decisioni anche importanti. Quindi rifletti magari negli ultimi 2-3 mesi, o se vuoi andare anche fino a un anno. Quindi quando è che questa parte tua bambina ha iniziato a puntare i piedi, a essere più forte come voce? Quindi inizia a fare questo tipo di lavoro. Quindi una volta l'hai evidenziata, poi passi quindi nel pensare a quella parte in cui Iara ti ha detto prima. Quindi iniziare a dargli un tempo quindi prestabilito. Esatto, quindi questo è l'obiettivo primario, quindi riconoscerla questa parte, non snobbarla, quindi non dobbiamo far finta che non esiste, perché molti mi dicono no dai, facciamo finta che alla fine non c'è. No, non possiamo far finta che non c'è, esiste, e anzi se non la vedi è un problema, perché vuol dire che comunque agisce ma non te ne rendi conto, quindi attenzione. Il secondo obiettivo è collegare la parte bambina con la parte adulta e viceversa, quindi sapere che esistono
e metterle sullo stesso piano. Non possiamo pensare che la parte adulta vale di più o che la parte bambina vale di più. Dobbiamo raggiungere il risultato di considerare tutte e due allo stesso livello, quindi lo stesso valore. Ed è un lavoro magari lungo, nel senso che adesso non sai neanche dare valore alla parte adulta, non sai neanche dare valore alla parte bambina, quindi magari sei in un limbo in cui non ci avevi neanche pensato a queste due parti. Quindi inizia a considerare che esistono queste due parti in te, quindi la parte adulta e la parte bambina, che fanno delle scelte per te e che se le riusciamo a far collaborare sarebbe meglio. Quindi noi ti possiamo aiutare anche a fare questo, quindi a mettere a fuoco meglio la parte adulta e la parte bambina, e come mai magari la parte adulta non procede, e vediamo se c'è la parte bambina che ti tira indietro, ti fa rimanere dove eri prima. Un'altra cosa che voglio aggiungere è che spesso mi succede di vedere delle persone grandi, adulte di 50 anni, 60 anni, che perdono i genitori e che si sentono completamente persi. Nel senso che sì, il dolore di perdere un genitore a livello fisico, ma a livello più profondo cosa scatta? Scatta che la parte bambina sente di aver perso il genitore, anche se l'adulto è confermato, no? Sposato, quindi ha una sua vita ed è concreto, è una persona comunque determinata, ma perché sta male? Sta male perché la parte bambina ha perso il genitore, quindi il bambino si ricorda di tutti i momenti che ha vissuto con i genitori, quindi rievoca una parte di infanzia, magari fino ai 25-30 anni noi possiamo avere dei ricordi con i genitori, e rievoca che cosa? Rievoca il voglio sentirmi amato, voglio sentirmi guidato, ed è lì che dovete intervenire e ricollegare la parte adulta, la vostra parte adulta, che aiuta la parte bambina a risollevarsi, andare avanti e dire ok, sì, il genitore non c'è più, ma io stesso sono un adulto che può occuparsi della parte bambina e quindi posso procedere, posso stare bene. Logicamente, in questi casi noi aiutiamo le persone a mettere a fuoco meglio e quindi a sentirsi meglio nel poter risolvere, nel poter superare questa fase che comunque è dolorosa a livello emotivo, dolorosa anche a livello di ricordi, perché la persona tende sempre a tornare indietro e a rivedere quello che non c'è più, e anche questo non va bene, perché tornare indietro a vedere quello che non c'è più significa non essere poi nel presente e non essere nemmeno nel futuro, quindi attenzione. Quindi facciamo un focus dettagliato di quello che accade, di quello che ci siamo persi o di quello che secondo noi è normale, ma attenzione, non è normale sentirsi dei bambini senza genitori quando siamo adulti e abbiamo 50-60 anni. Bene, siamo arrivati ormai al momento dei consigli finali per te. Il primo consiglio che posso darti è proprio l'esercizio del mese, quindi rifletti su tutte le volte che nell'arco di quest'anno la parte bambina ha preso le decisioni. Secondo consiglio, ricollega sempre la parte bambina con la parte adulta per farla aiutare, per farla sentire aiutata. E il terzo consiglio, che è il nostro Jolly, vai subito su www.channelnews.it, scarica gratuitamente la rivista che è dedicata al mondo del channeling, puoi scaricare gratuitamente la rivista con numero 0 e poi se vuoi abbonarti alle altre con numeri che lentamente tra poco saranno anche in distribuzione col nuovo numero del periodo, quindi una rivista semestrale. E con questo quindi ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ricordate quindi di mandarci dei commenti, fare like, condividere se ti piace questo modo che abbiamo di comunicare e di dare le informazioni, così ci permette di continuare e andare avanti in questo importante lavoro di divulgazione. Quindi un grande saluto da Corrado, un grande abbraccio da Iara di channelnews.it. Ciao! Benvenuto su Channeling News, il primo podcast italiano dedicato ai messaggi del mondo invisibile per la crescita dell'anima, con Corrado Marchetti e Iara Centanni.